tecnico del Santo Ostacoli della FISE del Veneto per parlare di questi incontri mensili, mi pare di capire, per allenare i binomi del futuro. Certo, sono incontri che stiamo già facendo da più di un anno per quello che mi riguarda, dove stiamo crescendo praticamente il bacino giovanile per arrivare al top dello sport equestre mondiale, ecco, adesso detto proprio in grandi numeri. Il Veneto ha da offrire dei buoni binomi per quello che sarà il salto ostacolo di domani? Certo, il Veneto è una regione fortissima, una tra le più forti che c'è in Italia, e c'ha un bacino di cavalieri molto importanti e ha una possibilità di regione per poterlo fare, per far crescere questi binomi. Allora tentiamo, ci proviamo, visto che abbiamo proprio un consigliere regionale che si presta a farci da camera, me lo ringraziamo. Ci facciamo avvicinare una volta, cominciamo da lei, puoi avvicinarti, vediamo se non ci uccide, così insomma. È live, siamo dal vivo con la diretta, il bello della diretta di Gianni Minà. Abbiamo con noi Laura Schio e ricordiamo anche però con Utrilla Z, perfetto, grazie Laura Schio. Facciamo accomodare anche in primi maschietti, li presentiamo da Verona, giusto? Da Verona, poi abbiamo Giovanni con Quick Step con Quick Step e non ci vuole da Verona. Da Verona, due scaliglie su due, vediamo, ricordiamo, non li abbiamo scelti, attenzione, perché i binomi quanti sono questi che stiamo seguendo come FISE? Oggi in tutto sono una ventina. Quindi, oggi abbiamo quattro che erano qui che stavano preparando, il terzo è Alessia Alessia con Lisa di Villatoro. Elisa, da dove arriva? Vicenza. Siete vicentini. Quarto binomio che abbiamo qui con noi, si sta divertendo un sacco, se non è anche il nostro consigliere che la ride, non si aspettava di fare questo oggi, abbiamo Manzolini Matilde con Ursula De Corace. Ursula, arrivate da? Garda. Ci hai pensato su, mi fa che sbaglio strada, insomma. Ecco, parlando di province per quanto riguarda il salto ostacoli, oggi dobbiamo fare un po' di rivalità. La provincia più forte in Veneto qual è? Ma posso dire onestamente, non è una risposta politica, ogni provincia ha il suo binomio forte, diciamo così. Ci sono tante scuderie qua in Veneto, lo dicevo poc'anzi, e diciamo che in ogni scuderia c'è sempre un pochino il gioiellino di turno e ce ne sono tanti, per quello che rende anche il lavoro intanto più piacevole per me, ma anche difficile, perché la scelta ovviamente all'ultimo secondo è sempre difficile. Ultima cosa, e vediamo qui, qual è l'età, parlando dei cavalieri, dove abbiamo speranze di vedere i campioni domani? Quale fascia d'età? Ma guarda, rimango ampio anche perché comunque... È proprio politico, bravissimo. Sì, no, rimango ampio perché comunque ci sono due diversità. Innanzitutto per Piazza di Siena, che è quello più imminente, abbiamo i primi gradi che possono saltare e non i secondi gradi, e questo già differenzia il livello. Invece a Verona cambia un po' di nuovo tutto perché si allarga ancora di più ai secondi gradi, per cui c'è un livello in più a Verona proprio come grado, non come capacità. Poi per quello che riguarda l'età, secondo me si parte dai 13 anni ai 21 sto largo. Perfetto, grazie mille, buon lavoro, grazie ragazzi, buon lavoro anche a voi.